mia relazione parte da pagina 15 della relazione di analisi del gestione di 2014 che ci è stata consegnata per l'appunto durante l'ultima commissione. E subito balza all'occhio una cosa importante, ovvero che ci sia un 23% del miliardo e circa 100 milioni di euro di indebitamento della Regione Veneto che sono a variabile con copertura. Cosa significa questo? Significa che siamo passati dal 98% di una copertura a tasso variabile dei debiti della Regione a un 23% che invece ha per l'appunto questo variabile con copertura. Nello specifico, visto che mi piace attenermi alle carte ed essere estremamente preciso, sono andato a vedere cosa significa 23%. Significa circa 330 milioni di euro che vanno a essere gestiti con dei prodotti finanziari. Ma cosa vuol dire questi prodotti finanziari? Significa che noi abbiamo 330 milioni di euro di derivati in pancia della Regione Veneto che stanno macinando soldi continuamente da anni, per la precisione da 9 anni, di soldi dei contribuenti, di cittadini onesti che hanno contribuito a questa Regione e che invece vedono bruciati le loro tasse e i loro sforzi non solo dagli istituti bancari, ma anche dalla stessa Regione e dai contratti che ha sottoscritto. Contratti che ho qua nelle mie mani. Allora, io avrei piacere di poter esporre attraverso la relazione, se no mi dica lei Presidente, no, se c'era il supporto alle slide per poter spiegare. Esatto. O ste slide vanno in visione o altrimenti continuiamo? Arrivano oppure no? Devi farli tu, da quello... Dovrebbe... Io le ho passate al dottor Vidali. Convoca qua. Io ce l'ho qua il mio computer. Consigliere Berti, la invito a proseguire, magari lasciare a Scarabello ad altri No, io... le questioni tecniche. Sì. Prego. Cosa succede praticamente? Allora entriamo un attimo nel dettaglio. Stavamo dicendo che sono stati sottoscritti questi prodotti. Questi prodotti per l'appunto nel 2006... Un attimo che stanno... Prego, Berti, dai. Sì. Allora, nel 2006 viene sottoscritto questo contratto, di cui abbiamo qui la delibera di giunta, un contratto che prevede per l'appunto due contratti derivati nello specifico. Uno da 129 milioni di euro con DEFA Bank, una banca che poi venne fatta fallire di fatto da Basilea 2 perché contrattava sul mercato solamente titoli tossici, e un altro invece da 200 milioni con Banca Intesa. Come possiamo vedere la delibera che qui abbiamo è una delibera firmata, come abbiamo avuto modo di parlare, dal vicepresidente dell'ora Luca Zaia e dal segretario al bilancio regionale, il dottor... Ecco, una cosa, questa è una relazione al rendiconto, è una relazione è una su fatti del 2006, mi permetta, consigliere? Se ho modo di andare avanti nella relazione, sono fatti in essere dato che sono presenti nel rendiconto 2014, come dicevamo al 23% del nostro Comunque le debito. ricordo che in quel periodo il presidente Zaia era vicepresidente e firmava quando Galan era assente, comunque prego. Mi scusi, io le chiedo scusa Presidente, ma sono distratto. No, le faccio io un po' di storia, visto che lei non la sono distratto dal conosce. fatto se riesce a partire. Continuiamo, Berti. Lasciamo a Scarabel la parte tecnica. Prego. Cosa? Silenzio, prego, correlatore. Allora, cosa succede? Questi
questi due tassi vanno a crearsi in un momento, questi prodotti vanno a assicurare un tasso massimo che dice: noi vogliamo assicurarci, avere la certezza di non andare a pagare più del 5% di interessi rispetto a questo debito da 330 milioni. Qual è il problema? Che al momento della sottoscrizione di questi prodotti noi avevamo un tasso dell'Euribor che era del 2,75, andando quindi di fatto a garantirci con un tetto che era altissimo, quasi il doppio rispetto alla situazione attuale. Però uno potrebbe dire: vabbè, non c'è problema, io voglio garantirmi, voglio vivere sereno, non voglio avere problemi, e ci può stare come ragionamento assolutamente. Il punto qual è? Che sì, è vero, i tassi erano in crescita, ma è stato fatto un prodotto, anzi due prodotti per 330 milioni di euro, che sono andati ad ancorare la regione per una lunghissima data, 2024 il primo e 2036 il secondo. E qui rispondo alla sua domanda, Presidente: sì, è una cosa estremamente attuale ed è una cosa che ci riguarda e soprattutto ci riguarderà ancora per moltissimi anni. Ora, cosa parlavamo prima? Un tetto massimo di copertura, un 5% che viene tecnicamente dichiarato cap. Cosa significa? Significa che se il tasso Euribor, quindi noi abbiamo questi 330 milioni di euro che abbiamo voluto assicurare, di non andare mai a pagare più del 5% di interessi. Quindi a un costo di 5 milioni di euro, perché questo è quello che è costato il prodotto, noi potevamo dormire sonni tranquilli. Perché se fosse andato il tasso Euribor sopra il 5% avrebbe pagato la banca la differenza. Ecco qui, grazie mille. Chiedo di andare avanti allora. Ancora avanti. Esattamente. Allora, in parole più semplici, mi aiuto e chiedo ai consiglieri se hanno piacere di seguire. È un'assicurazione che si stipula per effetto della quale, superata una certa soglia, saranno gli interessi legati a questa extra soglia che verranno pagati alla controparte, cioè nel caso specifico sarà la banca. E fino a qua tutto pacifico. Grazie. Questo è un funzionamento, è un tipico esempio di come funziona un prodotto del genere, ovvero un'assicurazione. Se il tasso dovesse andare sopra, ad esempio, il nostro 5,5%, la quota di interessi rimborsati saranno a carico della banca. E fino a qua tutto bene. Andiamo oltre, grazie. Questa è una rappresentazione, è un grafico di applicazione del payoff. Quindi cosa significa? Che fino al 5,2 non funziona il prodotto, oltre il 5,2 il prodotto funziona e quindi ripaga chi lo compra. Grazie. Quindi acquistando un cap non si hanno extra interessi, ma solamente noi abbiamo la certezza che noi decidiamo di pagare X oggi, assicuriamo una quota Y% e nel caso si sfori questa quota Y% non c'è problema, noi possiamo dormire sonni tranquilli. Quindi qui arriva il primo grosso dubbio: ma perché la Regione ha voluto applicare qualcosa di veramente complicato? Perché abbiamo detto che poteva andare bene a garantire un cap, come abbiamo detto, ma invece decide di garantire anche un minimo. E perché decide di garantire un minimo? Questo tipo di prodotto si chiama collar, perché tecnicamente crea una forbice all'interno del quale questo prodotto deve funzionare. Quindi è uno strumento finanziario molto più complesso rispetto al cap, che è una semplice assicurazione, e abbina un pavimento. Quindi abbiamo detto abbiamo un tasso massimo e un tasso minimo, e il masso minimo, che appunto con poca fantasia si chiama floor, pavimento. Grazie. Quindi vi faccio molto semplicemente: noi abbiamo un tasso A e B, ok? In mezzo paghiamo quel tasso, se si va sopra paga la banca, ma se si va sotto il floor paga la regione, e paga anche molto la regione. Infatti si paga nel senso che l'Euribor prego. 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 Grazie mille. Allora, quindi noi sappiamo, quello in grigio è il nostro corridoio all'interno del quale dobbiamo essere sicuri di restare, perché se parte la freccia rossa noi stiamo in un certo senso guadagnando, ma se noi invece stiamo sotto e quindi si attiva il blu, paga, e paga pesantemente la regione. Grazie. Quindi fissati i due valori, ok? La regione è sicura di non pagare mai più del cap,
e di non pagare mai meno del floor. Sarà il tasso minimo che noi andremo sempre a pagare. Ma quindi se è logico che la regione assicuri un cap, ripagandosi quindi degli effetti di un mercato che può muoversi, ma perché la stessa regione ha fatto qualcosa di cui non beneficerà mai, ovvero di un abbassamento dei tassi? Era nell'interesse di tutti i veneti beneficiare di un abbassamento dei tassi. Perché c'era bisogno di bloccare i tassi alti? Grazie. Quindi al momento della firma, marzo 2006, noi avevamo un Euribor al 2,75 e abbiamo deciso di metterci un cap al 5,45 per garantirci di non pagare più del 5,45. Ma al messo 5,48, grazie. Ma allo stesso tempo abbiamo messo un floor che partiva dal 3,2. Cioè noi vuol dire che ci siamo messi una linea di galleggiamento che era già sopra la nostra testa e di fatto ci mettevamo già col naso sott'acqua. No, grazie, tornando indietro. Ma la cosa importante è che soprattutto dal 2009 in poi è al 4,10. Cioè vuol dire che noi ci siamo auto-obbligati ad avere almeno il 4,10 di tasso. Quindi continuando a uscire e a far pagare questo prodotto derivato. Quindi questo è quello che è successo, perché quello in azzurro è all'interno del quale ci si muove e si doveva funzionare il prodotto finanziario, e questo invece dal momento della stipula possiamo vedere che ha funzionato fino al 2009, anzi precedentemente, prima, e dopodiché è stato un abbassamento incredibile dei tassi, dei tagli, un taglio dei tassi importantissimo. Siamo arrivati addirittura ai tassi negativi, perché vi ricordo che in questi giorni addirittura l'outlook viene dato negativo. Draghi 2 giorni fa ha parlato che fino a fine 2017 non si parla di modifica dei tassi al rialzo, anzi al ribasso. Questo infatti è il differenziale che si è venuto a creare. Il famoso strike del floor è il pagamento che noi come regione ci siamo autoimposti e di fatto ci siamo autoimpiccati, andando a regalare tutto il differenziale alle banche. L'unica risposta possibile è la seguente: per risparmiare il costo del cap, ossia il premio, il cap, perché costa farla questa assicurazione, tu ti assicuri un tasso minimo perché dici col tasso minimo io posso avere una differenziale dalla banca. Prego. Allora, per ottenere un cap, e questo è il passaggio fondamentale, uno dei passaggi fondamentali, il cliente paga un prezzo, quindi la regione deve pagare per avere questa assicurazione. Ma per il floor è la banca che deve pagare alla regione un prezzo. Come si calcola questo prezzo? C'è un metodo tecnico, si chiama Black. È il modello di Black, che è uno standard usato largamente in tutte le banche d'affari, o quantomeno in tutte le banche che si occupano della vendita di questi prodotti. Bene, allora, oltre alla larga diffusione è il fatto che si basa su fonti certe, ovvero su Bloomberg, e quindi tutti i dati che vengono riconosciuti per maggioranza come i dati maggiormente attendibili. Grazie. Allora, questo è il primo contratto e poi vediamo come è andata a finire. Questo è il contratto DEFPA Bank. Come vi dicevo, abbiamo una banca che è stata assorbita pochi anni dopo perché è stata dichiarata praticamente una banca criminale, è stata fatta fallire, e con questo abbiamo un prodotto a 200 milioni di euro. Poi abbiamo Banca Intesa, altri 129 milioni di euro con cui siamo andati a prendere un prodotto che, come vedete, aveva un floor minimo dal 3,2 e poi si blocca al 4,1, e come avete visto, prego di tornare un attimo indietro, tutti e due, il valore del cap è 5 milioni di euro, ma il valore del floor è 7 milioni di euro, cioè la regione aveva in corpo qualcosa che valeva di più del cap, e la stessa cosa per il contratto successivo. 6 milioni quello che doveva pagare la regione, 7 milioni quello che doveva incassare. Cosa è successo? Quindi sono stati chiusi alla pari senza scambio di denaro, né da una parte né dall'altra. Quindi di fatto al momento della stipula del contratto, e questo è la delibera di giunta che stipula il contratto, abbiamo avuto un'immediata perdita di 3 milioni di euro, che sono stati di fatto lasciati alla banca. Ora, le due opzioni, prego, un attimo indietro. Le prime due opzioni cap valevano 11 milioni di euro e le due opzioni floor valevano 14 milioni di euro. Questo è il cumulativo.
E il differenziale, noi chiediamo, come mai non è stato riscosso dalla Regione? Perché sarebbe stato l'unico motivo plausibile di fare un contratto che è svantaggioso agli occhi di chiunque. Grazie. Si è quindi rinunciato, firmando al contratto, di incassare subito più di 3 milioni di euro. La Regione, mentre firmava quei contratti, questo è quello che penso io, nemmeno sapeva quanto valevano le opzioni cap e le opzioni floor che stava sottoscrivendo e ha lasciato alle banche il corrispettivo, senza mai esigerlo. Quindi esiste un modello di calcolo inutile, cioè che senso aveva questa strategia? C'è un modello di calcolo che dice come si fa a calcolare se è un buon prodotto o un cattivo prodotto. Bene, allora, questo modello unifattoriale si chiama Hull and White ed è il più comunemente, maggiormente diffuso e maggiormente usato. Prego? No, non è uno dei 100.000 al mondo, è il più usato al mondo. Infatti, è il più usato al mondo. Essendo il più usato al mondo, io lo posso dire con una certa sicurezza, dato che per aver la sicurezza di questo, abbiamo fatto fare una perizia. Abbiamo fatto fare una perizia su quelli che sono questi prodotti e questa perizia ci dice che questo metodo, che per l'appunto, questo è un professore che insegna esattamente questo genere di prodotti all'interno di università in tutta Italia, ha dimostrato che ovviamente oltre ad essere il miglior modello e il più attendibile, anche perché usa 1 milione di scenari possibili questo modello. Mentre la Regione, e questa è la perizia che chiunque può ottenere, sono lieto di divulgare. Mentre questa è la perizia che ha usato la Regione. La Regione si è affidata a un modello chiamato Polis, un modello autoprodotto da un ufficio di Milano, senza nessuna divulgazione, con la differenza che questa perizia è costata, e questa è la perizia che abbiamo fatto realizzare noi, è costata 5.000 euro, e c'è anche la fattura in fondo. Questa perizia è costata 30.000 euro. E questa perizia guarda 10.000 scenari e questa perizia guarda 1 milione di scenari, entrambi i modelli esistenti al 2006. Sottoscrivo anche il fatto che questa perizia è fatta esclusivamente con i dati al 2006. Nessuno guardando cosa è successo dopo. È tutto fatto con i dati al momento della stipula. Grazie. Quindi il contratto DEFPA Bank, e qui vi ripeto, abbiamo la relazione, ha una probabilità di effetto dannoso al 62,72%, mentre quello con Banca Intesa è al 65, praticamente 66%, era un prodotto dannoso per la Regione. Ora, la Regione Veneto, per andare a giocare con 330 milioni di euro dei cittadini, si è appoggiato ad uno studio che ha utilizzato un suo software interno non riconosciuto e senza metodologie utilizzate normalmente presso qualsiasi istituto bancario. Allora, grazie. Senza il collar, uno dice, se non l'avessimo fatto questo, se non l'avessimo fatto ad oggi questo prestito, e qui torniamo al rendiconto, sarebbe costato 30 milioni di euro, mentre ad oggi ci è costato 64 milioni di euro. Quindi abbiamo 33 milioni di euro che sono stati di fatto buttati via. E questo l'uno, perché invece per l'altro abbiamo Banca Intesa, sarebbe costato 20 milioni di euro, e invece noi, siccome ci piace evidentemente affidarci al gruppo Poleis, abbiamo fatto 44 milioni di debito, quindi con un differenziale di 23 milioni e mezzo. Grazie. In questi 9 anni abbiamo 50 milioni di euro di differenziale, ovvero 107 milioni di euro che hanno macinato questi prodotti. Quindi i due collar, con una previsione ottimistica, cumulativamente costeranno da oggi fino alla fine del loro contratto, della loro esistenza, ci costeranno ulteriori 85 milioni di euro. Quindi, grazie, abbiamo, e qui vado a chiudere, abbiamo una scelta della Regione Veneto di andare a sottoscrivere 2 contratti derivati nel 2006 che sarebbero costati complessivamente, al posto di un prestito normale o comunque di un'assicurazione normale, di 11 milioni di euro in più. Non c'è stata analisi delle proiezioni statistiche che davano probabilità di esito negativo per entrambi i prodotti al 65%. Non ha preteso i 3 milioni di euro
che gli dovevano gli istituti bancari al momento della firma. Questa strategia, questa grande strategia è costata ad oggi 57 milioni di euro più i 3 di cui sopra, e per i prossimi 20 anni ne costerà altri 85 milioni di euro, per un totale di circa 150 milioni di euro. Grazie, l'ultima. Allora io mi rivolgo anche al dottor Trapani, a cui io ho rivolto questa specifica domanda all'ultima commissione, chiedendo: ma lei è convinto che questa è stata per la Regione Veneto, per coprirsi i rischi di rialzo dei tassi, la miglior proposta finanziaria? E lei mi ha risposto di sì. Io personalmente mi permetto di essere estremamente in disaccordo perché questi tassi, e questo è quanto viene detto anche a conclusione della nostra perizia, dovevano essere assolutamente ricontrattati. Infatti la soluzione che noi siamo qui oggi a dire a gran voce è che ci debba essere un'immediata ricontrattazione dei prodotti, una ricontrattazione che doveva essere fatta dal 2009. Perché dal 2009, solo dal 2007 al 2009 al 2011 abbiamo avuto un raddoppio del danno provocato all'interno della regione. Allora, e con questo chiudo, io qua davanti a me ho i contratti e chiunque voglia prenderne atto e visione di tutti gli allegati sono qui presenti. Questa è la delibera di giunta con cui è stato sottoscritto tutto questo, come definirlo, questo bagno di sangue di soldi pubblici. Questa è la relazione che abbiamo fatto fare per certificare tutto da un ente terzo, e questa invece è la relazione che è stata preparata per la Regione. Si può vedere, quindi le differenze sono immediate, palesi agli occhi di tutto. Allora, com'è possibile che siano stati buttati via centinaia di milioni di euro di soldi dei veneti proprio nel momento in cui si viene a chiedere a tutti di fare sacrifici, di stringere la cinghia, dobbiamo stare attenti ai tagli, ci sono situazioni difficili, e poi siamo i primi in Regione Veneto noi ad avere in corpo prodotti finanziari che provocano centinaia di milioni di euro di buco, di perdita, di tasse, usando le tasse dei cittadini. Allora, prima di andare a spiegare agli imprenditori, di dire cosa dovete fare, cosa non dovete fare, come dovete comportarvi, di andare a parlare delle banche, ogni bravo imprenditore, ogni bravo padre di famiglia guarda in casa propria e prima di tutto mette a posto quello che ha. Ma se evidentemente noi non siamo stati in grado nemmeno di capire cosa abbiamo all'interno di questo rendiconto e quali sono i prodotti che oggi noi abbiamo in corpo, forse è il caso di non andare a intromettersi anche e di andare a dire ai veneti cosa devono fare dei loro soldi, ma iniziamo prima di tutto a far pulizia internamente, una pulizia che deve essere fatta a livello economico e finanziario, perché questi sono prodotti che non hanno senso di esistere, e che deve essere fatta immediatamente nei confronti di questi prodotti. Quindi io chiedo, dato che abbiamo qui anche tutte le persone adibite all'analisi del bilancio, quali siano le azioni che ha intenzione la Giunta di intraprendere per bloccare questa emorragia costante e continua, e bloccare, dato che abbiamo già perso più 57 milioni di euro, di bloccare, di arrivare a 150 milioni con gli eventuali altri 87. Grazie mille. Le sue